Libro dell'Esodo, leggeremo nel capitolo 4 dell'Esodo. Stiamo considerando alcuni episodi della Scrittura dove personaggi biblici si trovano nel deserto. Questa sera parliamo di Aronne, chiamato dal Signore nel deserto, prima ancora che tutto quello che Dio doveva fare per liberare Israele iniziasse. Leggiamo in Esodo capitolo 4, leggeremo il verso 13, il verso 14 e poi salteremo al verso 24. Scusatemi, al verso 27. Esodo 4, 13. Mosè sta rivolgendo a Dio le sue obiezioni per non andare in Egitto, ma il Signore, lo sta decisamente convincendo. Verso 13, Mosè disse: «Ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai», sottointeso non me. Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè ed egli disse: «Non c'è Aronne, tuo fratello il Levita? Io so che parla bene. E per l'appunto egli esce a incontrarti e quando ti vedrà si rallegrerà in cuor suo». Verso 27. Il Signore disse ad Aronne: «Va nel deserto, incontro a Mosè». Egli andò, lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Mosè riferì ad Aronne tutte le parole che il Signore lo aveva incaricato di dire e tutti i prodigi che gli aveva ordinato di fare. Mosè e Aronne dunque andarono e radunarono tutti gli anziani degli Israeliti. Aronne riferì tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo. Il popolo prestò loro fede. Essi compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione e si inchinarono e adorarono. Fino a qui, accomodatevi. Una breve storia nel deserto, ma è una storia che inizia appunto nel deserto. Ed è una storia di incoraggiamento questa. Ora, la scrittura va veloce su certi aspetti perché deve parlare dell'opera della salvezza, di quello che Dio ha intenzione di fare per il suo popolo. Però quando nel verso 27 il Signore dice ad Aronne, e ovviamente questo 27 è un verso che fa un salto leggermente indietro rispetto alla storia dei versi 13 e 14, perché Dio dice che già era in cammino Aronne, quindi c'è un attimo di ritorno indietro nel tempo per descrivere il punto di vista di Aronne. Però dobbiamo riflettere su una cosa: Aronne non vedeva suo fratello da 40 anni, non da un giorno. Ora noi leggiamo in Esodo 1, 2, 3 e 4 tutto quello che è avvenuto e a volte ci sfugge che Aronne non aveva visto per 40 anni suo fratello. Precedentemente avevano dei rapporti, anche se Mosè aveva le porte aperte nel palazzo reale del faraone, però Mosè non era, a differenza di quello che vediamo nei film e nei cartoni animati, completamente estraneo al popolo ebraico. Mosè aveva dei rapporti con i suoi fratelli di Israele, quindi in quel tempo sicuramente Aronne aveva visto Mosè, aveva parlato con Mosè, aveva avuto qualche relazione con lui, ma qui c'è una pausa di 40 anni. E quindi già solo questo aspetto ci fa gustare i sentimenti forti, commoventi, che sicuramente legarono i due fratelli che si rincontrano finalmente. E infatti la scrittura dice che si incontrarono e
Aronne baciò Mosè, quindi descrive questo senso di affetto. Ma Aronne va nel deserto. Aronne non era chiamato ad andare nel deserto, Aronne era uno schiavo in Egitto, eppure il Signore lo chiama e gli dice di andare nel deserto e ci deve andare per aiutare un suo fratello. Questa storia nel deserto ci fa riflettere su quant'è in noi forte il sentimento di aiutare i nostri fratelli, fino a quanto possiamo spingerci per aiutare quelli che sono nel bisogno e in particolare sono nostri fratelli. Il Signore disse ad Aronne: va nel deserto, non va al confine egiziano, va fuori dalla città e aspetta. Dio avrebbe potuto farlo in molti modi, ma gli dice: va nel deserto e lì incontrerai Mosè. Aronne doveva trovarsi nel deserto per aiutare. Non è nella prova, non è in crisi, non sta sbagliando, non sta lottando con nessuno, è chiamato dal Signore non tanto ad andare nel deserto, ma a soccorrere. Deve soccorrere. Lui non lo sa, glielo rivela il Signore, che c'è un suo fratello di cui lui non ha più notizie, che è pieno di paura, che è spaventato da un compito grande, che è spaesato, che non sa che cosa deve fare. Neanche Aronne sa che cosa deve fare, ma comprende che è necessaria la sua presenza. E così ascolta il Signore e pare che dalle parole di Dio Aronne abbia fatto meno resistenza di Mosè, perché quando Mosè fa le sue obiezioni, Aronne ha già accettato. E quando poi ci riporta la storia, quello che direttamente il Signore disse ad Aronne, egli andò. Non fece come suo fratello: ma Signore, proprio io, ma chi sei, qual è il tuo nome, forse non mi crederanno, dammi un segno, aspetta ancora un po', chiama un altro. No, va nel deserto incontro a Mosè. Non c'erano tante spiegazioni, ma era così densa di significati quella frase. Dire Mosè significava dire il fratello perso da 40 anni. Dire Mosè significava dire l'uomo che forse aveva già in passato detto che sentiva il desiderio di liberare Israele, quindi si riaccendeva la speranza delle promesse di Dio. Dire Mosè significava dire una famiglia che finalmente si ricompone dopo anni di separazione. Quindi quella breve frase, va nel deserto incontro a Mosè, vuole dire tanto per un uomo che ha un cuore sensibile. Possa il Signore questa sera comunicare al nostro cuore dove dobbiamo andare e trovare in noi la disposizione che Lui si aspetta che abbiamo. Aiutare. Disposti a giungere fino al deserto per aiutare. Aronne avrebbe potuto dire: Signore, tu sai che il deserto è un luogo pericoloso, ci sono bestie feroci, la sopravvivenza è difficile, non possiamo portare molto con noi e l'acqua finisce in fretta, avremo dei problemi. Posso fermarmi a metà strada e nel frattempo attiri Mosè? No, fino a quanto siamo disposti ad aiutare. Se il Signore ci chiedesse di andare nel deserto, sarebbe la nostra risposta egli andò o qualche obiezione? Signore, ci aiuti. Perché se il Signore ci spinge, non ci spinge per farci fare un esercizio, ci spinge perché c'è una persona. Dio ci manda sempre alle persone. Dio non ci manda agli edifici, Dio non ci manda alle attività, Dio ci manda alle persone. Se il Signore ci dice di andare ad aiutare una persona nel deserto è perché Lui sta vedendo una persona nel deserto. C'era una persona in un luogo deserto, è scritto negli Atti degli Apostoli, uno straniero,
che non riusciva a comprendere la parola del Signore e probabilmente sarebbe arrivato a casa sua facendosi un'idea di Dio distorta. E il Signore chiamò Filippo, gli disse: lascia un attimo questa folla, c'è un etiope in un luogo deserto che ha bisogno di aiuto. Fino a quanto siamo disposti ad arrivare? Fino a dove siamo disposti ad arrivare? Aronne andò nel deserto. Aronne andò in un luogo che sicuramente, questo lo stiamo dicendo tutte le volte, non sarebbe stata la sua prima scelta, ma ci andò. Non fece conto di che luogo era. Lì non c'era il deserto, lì c'era suo fratello che aveva bisogno di aiuto. Ancora questa storia ci spinge a chiederci: siamo disposti a correre rischi personali? Perché andare nel deserto significava rischiare. Andare nel deserto significava rischiare, abbiamo detto, perché il deserto era un luogo pericoloso. Ma andare nel deserto significava rischiare la vita perché Aronne era uno schiavo. E gli egiziani davano la pena di morte a quelli che non si presentavano a lavorare, a quelli che disertavano, a quelli che danneggiavano l'attività quotidiana, e uno schiavo in meno erano mattoni in meno. Quindi Aronne, per andare ad aiutare Mosè, sapeva che rischiava la vita. E quindi la seconda domanda è: fino a quanto siamo disposti a spingerci per aiutare i nostri fratelli? Fino a luoghi non desiderabili, l'abbiamo detto, ma anche fino a costo della nostra vita, anche a costo di perdere qualcosa di noi, anche a costo di rinunciare a noi stessi in favore dei fratelli. Dio ci aiuti. Gli Atti degli Apostoli ci insegnano che quando i credenti si ritrovavano insieme, non badavano neanche a quello che avrebbe danneggiato la loro vita, mettevano tutto insieme, e se c'era qualcuno nel bisogno, probabilmente si privavano di qualcosa di loro per aiutare i loro fratelli. Signore, aiutaci a essere pronti e trovare il nostro cuore ben disposto anche a correre dei pericoli. Noi siamo in una nazione dove essere cristiani, tutto sommato, esteriormente, è fattibile e alquanto facile, il che significa che fa diventare l'essere cristiani interiormente difficilissimo, perché noi non abbiamo bisogno di trovarci una grotta nascosta per trovarci insieme. Non rischiamo la vita se ci ritroviamo per parlare di Dio. E quindi siamo un po' più comodi, ma questa comodità ci potrebbe spingere a pensare a noi e a non ai nostri fratelli. E penso che questo aspetto stia contribuendo a spegnere la Chiesa del tempo attuale, che non è più una Chiesa che ha il senso di comunità, ma è una Chiesa nella quale chi dice di appartenere a quella Chiesa è soltanto uno spettatore, un astante, il partecipante di una riunione a cui si ascolta. Ma non è questo il modello di Chiesa. Il problema è che fino a quando sarà così ci chiameremo tutti fratelli e sorelle, ma nella realtà non lo saremo, e saremo ben presto pronti a dire: tu non sei mio fratello, tu non sei mia sorella, quando qualcuno toccherà il nostro tornaconto personale. Signore, aiutaci a risvegliare in noi il senso della comunità cristiana, il senso della Chiesa di Cristo, che spinge me a correre anche dei pericoli, dei rischi, un costo alto per venire in aiuto ai miei fratelli. I fratelli pastori
della scorsa generazione, quella precedente alla mia, quasi tutti li ho uditi dire questa frase: per me, dopo il Signore, vengono i fratelli. L'ho sentita tante volte, questa frase. Invece mi sto accorgendo che non è più così attuale e facilmente pronunciabile dalle nostre labbra. E se è così, allora io penso che non saremo disposti a correre nessun pericolo. Ti posso aiutare fin quando tu non tocchi me, non tocchi i miei, non tocchi il mio. Aronne aveva rischiato la vita per andare ad aiutare suo fratello. Questa è la storia del deserto di questa sera. Siamo disposti noi a dare la nostra vita per i nostri fratelli, che poi i nostri fratelli in Cristo sono davvero i nostri fratelli. Che ci piacciono o non ci piacciono, sono loro che troveremo in cielo, stavo dicendo in chiesa, nella chiesa celestiale. E a volte probabilmente viviamo situazioni nelle quali diamo tutto per persone con le quali non condivideremo l'eternità. Signore, apri i nostri occhi, perché possiamo essere disposti a correre anche dei rischi personali per aiutare i nostri fratelli. Infine, siamo disposti a spingerci anche oltre a quello che abbiamo preventivato per colmare le lacune dei nostri fratelli. Mosè aveva bisogno di Aronne, Mosè tremava, Mosè imparò a essere la guida di Israele. Ma pare di leggere qui che i prodigi che Dio aveva detto di mostrare a Mosè, Mosè li mostrò ad Aronne, ed è scritto che Aronne riferì le parole e fece i prodigi. Aveva bisogno di aiuto Mosè, aveva bisogno di qualcuno che parlasse per lui, inizialmente che agisse per lui, e se anche lui doveva parlare, che fosse al suo fianco, che non si sentisse da solo, che sentisse una spalla ferma, che lo facesse sentire sicuro. Noi sappiamo che Mosè era l'uomo più umile sulla faccia della terra e sicuramente non avrà negato al suo fratello che tremava per quel compito, che non si sentiva adatto, che non aveva la più pallida idea di che cosa sarebbe successo, però sapeva che il Signore l'aveva scelto e doveva andare. Aronne comprese che c'erano delle lacune, non nel senso di difetti, ma delle cose che c'era bisogno di completare con un sostegno. E Aronne fu disposto a farlo. Aronne avrebbe potuto dire, la sorella di Aronne e Mosè lo disse. Anche Aronne a un certo punto volle un po' il suo, ma in questo frangente avrebbe potuto dire, scegli me, Signore, parlo io, mi muovo io. Aronne invece comprese che Mosè era stato scelto dal Signore, ma aveva bisogno di un sostegno e non si tirò indietro. Signore, aiutaci a essere di sostegno ai nostri fratelli, a non tirarci indietro, nell'aiutarli a servirti, perché quando siamo sostenuti è più facile servire il Signore, è più incoraggiante, si può piangere insieme, ma si può anche sorridere insieme delle gioie del Signore, dei trionfi del Signore. Aronne fu disposto. Aronne accettò di essere la spalla di Mosè e Mosè fu rinfrancato. Da questo momento in avanti li vediamo insieme. Aronne era la sicurezza di Mosè.
in questo primo momento del suo servizio, Mosè aveva bisogno di confrontarsi, di piangere insieme a suo fratello, di dare anche con la coda dell'occhio uno sguardo per dire ci sei, non sono solo. E Aronne c'era. Signore, aiutaci a essere un aiuto, aiutarci gli uni gli altri. Alcuni vogliono solo essere aiutati, ma ci dobbiamo aiutare gli uni gli altri, insieme. Nessuno è più avanti degli altri, nessuno è superiore. Abbiamo bisogno. Dove non arrivo io, arriva Florin. Dove non arriva Florin, arriva qualcun altro. E insieme ci sosteniamo. Ma che nel nostro cuore ci sia un senso di consacrazione all'amore fraterno, che ci rende anche disponibili ad aiutare stando nelle retrovie, pur di far reggere in piedi il nostro fratello, la nostra sorella, che ci renda disposti a pagare un prezzo. Prego davvero con tutto il cuore che ci possiamo spogliare di questa idea, che possiamo aiutare fino a quando il prezzo non è così alto, e che ci spinga anche a essere disposti a raggiungere il deserto, se lì dobbiamo incontrare un nostro fratello. Signore, aiutaci. Lì Aronne incontrò Mosè, lo incontrò e Mosè lo abbracciò, Aronne lo baciò, i due fratelli si trovarono e ritornarono insieme. Facciamo anche questa preghiera questa sera, che avvenga questo di nuovo, perché tante volte è successo che ci siamo spinti nel deserto, abbiamo provato a raggiungere, ma non abbiamo trovato un Mosè che ci ha abbracciato e che è stato disposto a tornare con noi, ma abbiamo trovato qualcuno che si è allontanato ancora di più, e lì il dolore è alto. Del resto il dolore è previsto in chi ama, dobbiamo essere disposti anche a soffrire per quelli che amiamo. Certo, Aronne, se la risposta di Mosè fosse stata un'altra, non l'avesse seguito, l'avrebbe saputo soltanto andando lì nel deserto. Ci andò, però grazie a Dio i due fratelli si ricongiunsero. Facciamo anche questa preghiera. Fratello, che Signore, che fai ricongiungere mio fratello a me, che io lo possa di nuovo abbracciare, che io lo possa di nuovo baciare, che io possa di nuovo sostenerlo, e insieme, attraverso il vigore che proviene da ogni singolo membro, il corpo cresce alla gloria del Signore. Amen.